Buongiorno a tutti, ci troviamo qui nella Mozartina. Quant'ise nascude l'idea di mettere in piedi questo museo? Io sono venuto a Paular da Turin, per il sindaco di Paular. Soprattutto sono venuto per via del grande personaggio che è nato a Paular, Jacopo Linussio, il più grande manager che ha in l'Italia e anche l'Europa. È nato qui poco più in su di questa casa e l'ha messo in piedi una fabbrica di 35.000 dipendenti. Qualche si è venuto a partire che si è venuto per celebrare questo personaggio prima di tutto, che è un personaggio che è contemporaneo di Mozart. Quindi io sono venuto a partire per far conoscere il Linussio a livello europeo e a livello nazionale. Infatti anche io ho allestito la mostra qui in Chiarnia, in tutta Italia, diciamo, no? Anche a Baltimora, Stati Uniti, hanno fatto la pista del Linussio come l'inventore dei blue jeans. E allora in quel tempo io pensavo, ma perché con tutto che hai studiato, che hai fatto, hanno un ricordo a Paular, e perché a Paular e perché in Chiarnia? Perché Mozart aveva in ta famiglia suo padre, aveva un amico regolato che si chiamava Giovanni Battista Cossetti, che arriva a Salisburgo, aveva impiegato quasi 30 anni per conquistare la fiducia dei turisti. Allora aperta una specie di farmacia, chiamiamo così, e plan plan alla chiappata la stima, alla maritata una contessa di Salisburgo, alla diventa nobile anche lui, però lui aveva bellezza. La famiglia di Mozart era povera, insomma, con i musicisti del tempo, viveva la giornata, no? Allora all'ospitava e andava da mangiare spesso la famiglia di Mozart. Suonava anche il violino anche lui, insomma, no? Ma della favola hai detto, beh, l'unica amicizia che Mozart l'ha imbuta con la Chiarnia, l'ha imbuta o meglio col Friuli, con un Chiarniere, con Gian Battista Cossetti. Allora facciamo così, c'erano testimonianze e incominciamo a fare. Abbiamo lasciato in eredità questa chiesa antica del Seicento contemporanea del periodo di Mozart. Qual è lo strumento più vecchio che è conservato in questo museo? Lo strumento da ora sospeso è un organo a canne del 1640 circa. È un strumento di grande importanza perché era una casina di Svezia che era da finire a Roma, era diventata cattolica, a mia del Papa Alessandro VII, che era cardinale, con chi era da Roma, si chiamava Principe Chigi Serafini. Ecco, dopo lui diventa Papa e quest'organo non si sa bene se la regina lo ha fatto regalare al Papa o se è stato il Papa che l'ha fatto regalare alla regina. Perché questa regina faceva corte a Roma, faceva feste nel suo palazzo. Un strumento importante perché si pensa che se ti servì sia a Handel che a Scarlatti, quando in una famosa gara che hanno fatto nel 1700, ecco, in cui Scarlatti risultò vincitore al clavicembalo e Handel all'organo, una gara, e quindi uno strumento doppiamente storico, insomma, no? Ecco sì, diciamo, è uno strumento raro, fatto da un napoletano che si chiama Giovanni Battista Testa, che era venuto a Roma, faceva strumenti di 200 strumenti che aveva fatto, ne restano due chiesti, che io qui, che è il più antico, e un fatto del P che lì a Roma, al Pontificio Ateneo di Musica Sacra, insomma, ecco, che è una rarità. Ogni canna fa una nota singola, qui entra l'aria nel buco e così suona. Quali sono le robe tipiche di questo museo? Gli strumenti che lì lassù in Somme, che lì è un strumento che conta qualche lunga le striate, perché era la contessa Gautier, una francese, che era pianista, questa contessa che è stata occupata dall'uomo, perché era chiatata, sentata sui genoi di un violinista. Lei striava perché intanto lei è un strumento di grande importanza
dal punto di vista della marca, è un lip. Il lip del Vocent era come considerare la Ferrari Testarossa, voi insomma. Quindi è un strumento che le sta restaurando perfettamente, che le sta, però si rifiuta di suonare normalmente. Succede ogni di alc di strano dentro in questo strumento. O la meccanica che si sposta da sola, o la smorza che stanno di stupare la squadra a non svan, hai fatto, adesso io parlo benedì, insomma, anche se non ho che sto storia, l'hai fatto benedì e l'esorcizzare. Allora l'ultimo piano, che non c'è il salotto lassù, ecco, anche la cintura di questa contessa, le miniature dei genitori e via, e dentro una testimonianza, insomma, sì. E dopo questo strumento qui, questo qui devo alle spalle, che è un strumento appartenuto ai principi bavaresi Turmer, e apparteneva alla massoneria, no? Allora il re di Baviera, Luigi II, era cattolico, era stato allievo dei Gesuiti a Monaco di Baviera. E lui era in contrasto con questo principe, ma questo principe, pur di fare dispetto, aveva fatto inventare questa fabbrica di pianoforte, per modo di dire, artigianale, e metteva i simboli della massoneria dappertutto. Quello qui, un demonio qui. Dulai c'è l'arrivato a chiappa su tutti gli strumenti. Girante in tutto il Piemonte, hai catalogato quasi 2000 organi di iglesia, girante ai conventi, in le scuole, a chiamare che strumenti abbandonati, buttati di là al macero. Avevi di fare un museo per il comune di Torino. Ecco, invece là in noi allora avevi questa chiesa, avevi quasi 80 strumenti musicali antichi, poi la metà io hai regalato ai miei amici. Allora, mi usa chi nome che era il più importante per storia della musica, dei strumenti musicali, insomma, no? In Europa, in Piemonte, un fracco di musei di strumenti musicali, però questo è l'unico che ha gli strumenti che suonano. Cioè, chi viene a visitare il museo si sa suonare, sono invitati a suonare l'organo, il piano, che l'altro, che il pasore, cioè è un museo del suono, della voce del tempo, ecco, cioè comunque suonava strumenti da urto al tempo. Invece si va al museo della Schiava di Milano, o che lì Bologna, al Martini, e se la impacciale il mobile, ma non senti il suono, cioè la roba importante è il suono dello strumento.